Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale insulso. Mi scuso con tutti per la prolungata assenza, ma in questo periodo non ho proprio voglia di fare un cazzo. Ma adesso poche ciacole e diamo subito la linea alla regia per le anticipazioni flash delle notizie del giorno. Rustega stava raccogliendo le noci di cocco dalla sua palma strapiantata, ma una le è caduta in testa. Suo marito si è messo a ridere, ma lei lo ha asfaltato di bestemmie. Terrasso voleva saltare il tavolo con un balzo felino, ma un laccio della scarpa si è ingroppato sulla grondaia ed è caduto rovinosamente sul muso. Ora parla tutto così. Opeano stava facendo le acrobazie con lo skateboard, ma siccome lo aveva comprato dai cinesi si è scavessato e ha perso le balotte sulla pista. Caltana stava impissando un petardo, ma si è sconfondesto e lo ha scambiato con l'accendino. Il petardo gli è scioppato vicino alla reccia sinistra ed ora sente i canti dell'arcangelo Gabriele. Montagnana tornava ai box della pista di motocross, ma è sbrissiato sul paltan. Nonostante l'esile statura, le bestemmie sono state gigantesche. Istrana voleva provare la sua bicicletta sulla nuova pedana comprata su Temu, ma aveva avanzato 4 viti che secondo lui non servivano a un cazzo. Frattura scomposta di tibia e balotte. Parrucchella. Durante una rappresentazione popolare di paese, la protagonista è cascata per terra, invocando Buddha, Allah, San Gregorio e altre divinità nostrane. Campodoro voleva saltare dal terrazzino di casa sul materasso come nei film di Hollywood, ma era un tantinello fuori forma. 4 ossi rotti e un cratere sul pavimento. Sarmede stava catturando un ragno, ma le è scappato e ha preso un tremone cadendo dalla sedia. Successivamente è scappata in canonica. Sarego, per fare uno scherzo agli amici, ha infilato la testa dentro un sacco di carbonella. Poi quando l'ha tolto sembrava proprio una persona di colore, ma ha tossito per 14 ore tutte taccate. Adria. Il compito era semplice, doveva sparare il canone dei coriandoli a tempo di musica, ma questa ragazza che ha studiato ingegneria al bocciodromo ha messo il canone al contrario, sparandosi i coriandoli sul muso e mangiandone circa mezzo chilo. Ora fa la cacca di cartapesta.